sto da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Che credevo morte ormai, e che ho tanto amato dal mare del silenzio, ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca del mare del silenzio mi manca assai molto di più. Sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso Bravissima Carol Magagna, una canzone bellissima che ha aperto questa serata, una serata importante. Avete visto chi è il primo ospite? Forse qualcuno non lo conosce, oppure lo conoscono tutti. È il nostro Gio, che è diventato un pesciolino azzurro questa sera, ha deciso. Questo è il suo acquario, lui sta giocando tranquillamente, ha una chiavetta personale della Mirella che gli ha regalato, ha offerto i caffè a tutti e anche agli ospiti che adesso vi presenterò. Allora, alla mia sinistra abbiamo Erika Molinarolo e suo marito Bruno Piccoli, che sono i genitori di Gio. Alla mia destra invece abbiamo la professoressa Anna Albarello e il professore Giuseppe Baschirotto dell'Istituto Malattie Rare, che ne parleremo. Sentirete che importante istituto c'è vicino a Vicenza e ci spiegheranno perché è diventata una cosa così importante la malattia rara. Ce ne sono sempre di più e loro fanno di tutto per capire come aiutare questi familiari, questi bambini, questi adulti che soffrono di queste malattie. Ma iniziamo subito questa puntata bellissima e importantissima con una sorpresa. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Erika, tanti auguri a te. Bravissima! Perché questa sera, eccolo il Gio che si sente, è il compleanno della mamma di Gio, vieni tesoro, e di, perché c'è un'altra bambina che è sua figlia. Come ti chiami? Miriam. Miriam, come ti ha insegnato a ballare prima la Mirella?
Fai vedere, vai, come ci muoviamo? Olè! Perché a lei piace ballare e noi abbiamo detto siamo belle, siamo magrissime e perciò noi balleremo questa sera. Mamma Erika, cosa vuoi dire a tuo marito? È opera di tuo marito questo. Allora, questa è la grande famiglia di Rete Veneta che te lo meriti. Grazie. E questo è tuo marito, è un'idea di tuo marito, tutta sua. Beh, cosa posso dire? Intanto un bacione grande, grande, avete visto? Grazie. Che bacio. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Hai visto che però è stata una sorpresa molto gradita. Molto gradita, Erika. Allora vuoi consegnarli oppure metterli sul tavolo, darli a tua figlia? Ecco. Grazie. Vuoi tenere quello là vicino? Tienilo quello. Grazie, guardate quanto brava, un'assistente stasera che è in gambissima veramente. Grazie. Allora Erika, io inizierei proprio dal tuo caso, visto che poi abbiamo anche due illustri presenze, sia il professor Baschirotto che la moglie Anna Albarello. Cosa è successo nella tua vita? All'improvviso è nato questo meraviglioso bambino e quando ti sei accorta che c'erano dei problemi? Allora, intanto buonasera a tutti. Noi ci siamo accorti di questo problema in 12 settimane. Giovanni presentava in un'ecografia, la prima ecografia, qualcosa che non andava alla gamba destra, però non si sapeva che cosa, era troppo piccolo. Da lì sono iniziate visite, tra cui l'amniocentesi, che non ha dimostrato niente, ha detto che era un maschietto e che tutta la genetica era perfetta. Dalle ecografie, man mano che lui cresceva, si vedeva che quello che mancava era proprio un osso. Non si capiva bene quale, però se fosse la tibia o il perone. Era troppo piccolo. Era piccolissimo. E poi io mandavo quasi quotidianamente, ecco, informazioni ad un dottore di Genova, che mi ha sempre seguito e mi ha detto: quando il bambino nasce vieni che iniziamo con le terapie. Quando Giovanni è nato, a parte il fatto che era bellissimo, è bellissimo, è una cosa proprio bellissima, come la sorella, sono bellissime, i due bambini bellissimi. Ha presentato subito appunto i piedini torti, però è stata una cosa che si è risolta subito, e appunto gli mancava la tibia. La tibia, ecco, abbiamo capito, finalmente è la tibia che manca a tuo figlio. Allora Erika, io direi di vedere il primo filmato, che così fa capire molto bene. Abbiamo anche il libro in sovraimpressione, quello giusto, mi raccomando. Prego, vediamo il primo filmato. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Quasi con timidezza questa mamma, Erika Molinarolo, lancia un appello per il suo bambino. Giovanni, poco più di 2 anni e tanta voglia di conoscere il mondo, vispo e intraprendente, è nato con una malformazione alla gamba destra, emimelia tibiale, anomalia congenita rara che non gli fa piegare il ginocchio, lo costringe a utilizzare una scarpa apposita con alzata per compensare la differenza di lunghezza tra i due arti. Serve una costosissima operazione, i genitori del bimbo stanno cercando disperatamente aiuto per poter affrontare l'intervento. Siamo attorno ai 400.000 euro. L'intervento dovrà essere fatto solo ed esclusivamente in America, in Florida. E siamo qua appunto a chiedere. Un intervento indispensabile per Giovanni, perché se no qual è l'alternativa? L'alternativa è l'amputazione. Erika non intende accettare l'amputazione dell'arto di Giovanni. Siamo partiti a settembre, abbiamo aperto una pagina su GoFundMe che si chiama Diamo il meglio a Giovanni, dove abbiamo iniziato a ricevere qualche donazione. Poi ci siamo rivolti al comune di Piazzola sul Brenta e abbiamo chiesto aiuto al sindaco, che ci ha aperto le braccia, ci è venuto incontro. Abbiamo creato un comitato che si chiama sempre Diamo il meglio a Giovanni. Addirittura Tiziano Ferro ha dato il suo contributo, e poi un panettiere dell'Alta, sentite che ha fatto. Ci ha proposto di creare una linea di biscotti apposta per nostro figlio. Si chiamano appunto i biscotti di Gio, il cui ricavato, ci tenevo a sottolineare, va totalmente a Giovanni. E devono essere proprio buoni, Giovanni li apprezza di sicuro, guardatelo con la sua inseparabile sorellina Miriam. Quando è che dovrebbero iniziare gli interventi?
il prima possibile, perché c'è appunto questo rischio che a livello di cartilagine si ossifichi il tutto. Quindi ora è una corsa contro il tempo. Erika ci ha lasciato un numero di IBAN dove poter versare un contributo. C'è davvero il bisogno di tutti. Noi non ci fermeremo finché non riusciamo a portare nostro figlio ad avere la sua gamba, non dico perfetta perché purtroppo la malformazione c'è e non avrà mai una gamba perfetta, però più perfetta possibile. Allora Erika, noi abbiamo visto un IBAN che chi ce l'ha quello non va bene perché è quello vecchio, mentre adesso c'è un IBAN nuovo. Spieghiamo il perché, Erika, è successo questo. Allora, una settimana fa circa mi ha telefonato Vanessa sempre di Rete Venete, mi ha detto guarda che ci sono diverse persone che ci chiamano e ci dicono che tornano indietro i bonifici. Io sono corsa subito in posta e mi hanno detto che abbiamo superato il plafond massimale annuo. Quindi abbiamo superato i 100.000 euro nell'arco di pochi mesi e siamo stati costretti appunto ad aprire un nuovo conto con un nuovo IBAN che poi vi verrà dato. Che è quello che vedete adesso in sovraimpressione, che è quello giusto, che finisce col 44, giusto Erika? Esatto. Mentre quello vecchio finiva con l'1-2, non va più bene, perciò ricordatevi l'IBAN nuovo, avete tutta la puntata per scriverlo, perché dobbiamo assolutamente aiutare Gio, che ho scoperto che a lui piacciono i biscotti ma piace più offrire il caffè. Vero Gio che ti piace offrire il caffè? Di chi è quella chiavetta là che hai? Chi è che te l'ha regalata? La Mirella te l'ha regalata, è vero? Perché lui sta aspettando e vuole bere il caffè con me, che lui piace tanto. Allora, papà, Bruno, come stai vivendo questa avventura? Perché è un'avventura appena iniziata, finirà di sicuro bene, io sono convinta di questo. Cosa ti senti di dire, papà Bruno? Beh, è un'avventura che sinceramente non ci aspettavamo, però insomma vediamo che sta avendo un grandissimo riscontro e soprattutto con i biscotti di Gio. Adesso abbiamo sì anche la linea nuova di pasta, sì che insomma vediamo un attimo. Ecco, anche la pasta di Gio, perciò pasta. Mangeremo la pasta di Gio tutti quanti perché sarà una pasta buonissima, che questo pesciolino azzurro, oggi è un pesciolino azzurro, ha deciso che ha l'acquario e lui è un pesciolino, farà sì che finalmente si arrivi a questi 400.000 euro, vero mamma Erika? Che sono quelli che servono proprio per fare questa operazione importantissima e il più velocemente possibile, perché se questo ossetto diventa duro diventa un problema. Spiega un pochino. Allora non è l'osso che diventa duro, praticamente durante l'intervento che è stato fatto un anno fa, un anno il 20, la cartilagine è stata praticamente come se fosse stata annullata, per cui adesso dobbiamo valutare con la risonanza magnetica che Giovanni farà il 28 di marzo a che punto è la cartilagine, quanta ce n'è ancora, e poi il dottore valuterà quando fare l'intervento, perché appunto più passa il tempo più c'è il rischio che questa cartilagine diventi proprio un osso, per cui si rigidisca. Lui in questo momento ha come se avesse una gamba rigida, completamente rigida, dall'anca fino alla caviglia, come avesse un osso unico. Professor Baschirotto, andiamo da lei subito, perché lei di malattie rare penso sia il pioniere. Ecco, ha perso, ricordiamo, anche un figlio, Mauro, mi sembra, vero Baschirotto? Sì. E da questa morte lei ha iniziato a darsi da fare per far sì che non avvengano più, oppure di cercare di aiutare queste persone colpite da queste malattie rare. Cosa ci può dire, professore? Che noi abbiamo organizzato l'Associazione Malattie Rare nell'88, quindi l'anno scorso abbiamo compiuto ben 30 anni di attività. E ovviamente situazioni di questo tipo ne abbiamo incontrate moltissime, purtroppo, però io chiederei anche ai genitori di questo bimbo che tipo di risposta ha dato la Regione Veneto e il Ministero della Salute italiano. Qual è stata la risposta di questi organismi che sono predisposti alla tutela della salute dei cittadini italiani? Poi lo chiederemo ai genitori, professore,
però quello che noi volevamo capire è quanto importante è la ricerca su queste malattie rare. Beh, direi che è fondamentale, no? Noi consideriamo la ricerca sempre come un costo, non come un investimento, come una possibilità di arrivare ad una prevenzione poi delle patologie. Noi abbiamo una visione purtroppo stereotipata della salute, curiamo le malattie, non cerchiamo di prevenire le malattie. Questa è una impostazione ovviamente che purtroppo i politici nostri, purtroppo, lo ripeto ancora, non ce l'hanno, una visione chiara di prevenzione delle varie patologie, e per far questo ovviamente bisogna investire nell'ambito della ricerca scientifica. Noi ovviamente, come i genitori che sono qua a fianco, ci siamo rimboccati le maniche, non per aiutare nostro figlio, perché nostro figlio è morto nell'87. Quanti anni aveva, professore? 16 anni. E noi abbiamo avviato l'associazione italiana, la prima associazione italiana sulle malattie rare, proprio nell'88, cioè dopo il decesso, per dare una mano a tanti pazienti che abbiamo incontrato in quei 16 anni di esistenza di Mauro. Mauro, ricordiamolo, è nato sano, un anno ha cominciato a ammalarsi, a 16 anni lui ci ha lasciato, però la diagnosi completa, esatta, precisa della malattia di Mauro l'abbiamo avuta 10 anni dopo il decesso. Ed era una malattia rara, professore? Una malattia rara, molto difficile, complicata, definita autoimmunitaria, che sono quelle malattie particolari dove praticamente l'organismo, invece di difendersi, si autodistrugge praticamente, no? È come se un plotone andasse al fronte e poi le sentinelle che devono tutelare il plotone, invece di sparare verso il nemico, sparano verso il plotone. Quindi si crea veramente una situazione di confusione. Autodistruzione. Praticamente si autodistruggono, gli esseri umani si autodistruggono. Ecco, e allora noi abbiamo pensato di avviare una struttura importante con due sogni. Il primo era quello di avviare un istituto di ricerca specifico per i malati rari, e il secondo sogno, quello di arrivare ad una proposta terapeutica innovativa con la terapia genica per una patologia. Questi erano i due sogni di partenza. Allora noi continuiamo a vedere il sogno di Erika e di suo marito Bruno per il piccolo Gio. Andiamo a vedere il prossimo servizio. Volevo aggiornarvi della situazione appunto economica di Giovanni. Nell'arco di un paio di giorni sono stati raccolti tra donazioni e biscotti circa 14.000 euro che io questa mattina ho depositato nel suo libretto. Mamma Erika ci tiene a mostrare il frutto dell'affetto che in questi giorni sta arrivando al suo piccolo Giovanni. Come vi stiamo raccontando, il piccolo Gio, nato con un'anomalia congenita rara, l'emimilia tibiale, ha bisogno di un delicatissimo intervento che può essere fatto in Florida e costa 400.000 euro. Questa è l'ultima radiografia, ma Giovanni a soli 2 anni è abituato a effettuare visite e controlli più di un adulto, niente lo spaventa. Dall'Italia fino alla Polonia, dove a gennaio hanno confermato ai genitori che questa operazione consentirebbe al piccolo di piegare il ginocchio e fargli poggiare tutti e 2 i piedini a terra. Questo intervento è costoso perché prevede una serie di interventi, sono dai 3 ai 4 interventi in cui dovranno distruggere quello che è stato fatto e ricostruire tutto il ginocchio, ricostruire la cartilagine del ginocchio e poi appunto anche allungare il perone e metterlo alla pari dell'altra gamba per eliminare anche la zeppa. È tutta una serie di interventi e la durata sarà di circa 4-6 mesi che dovremo stare in Florida. Giovanni era ancora nella pancia della mamma quando gli hanno diagnosticato questa anomalia e da allora Erika si è documentata perché non voleva arrendersi all'idea dell'amputazione della gambina di suo figlio. Pare ci sia un'artrodesi, che vuol dire che la cartilagine del ginocchio non esiste più, cioè ce n'è ancora, però è stato fatto questo per creare una gamba, un arto rigido. Giovanni Vispo, con la sua cresta di capelli scuri, ha una grande passione per il calcio, anche se al momento si diverte di più a giocare con il nostro microfono, spigliato e sorridente, e possiamo dire anche gran coccolone. Ecco come ringrazia quanti stanno contribuendo al suo sogno, donando una somma o comprando i biscotti che un panificio ha creato per lui. Oh, amore. Lì, alla zia.
Avete visto che già mi ha fregato anche la copertina, l'ha voluta lui assieme alla chiavetta perché deve fare anche lui il conduttore con la Mirella. Allora mamma Erika, noi abbiamo visto questo servizio che era di febbraio, perciò c'era ancora l'IBAN quello sbagliato, perché è un servizio di febbraio. Ad oggi com'è la raccolta? Ad oggi siamo arrivati a circa 190.000 euro, freschi di stamattina. Ecco, sentite, oggi, a questa sera, siamo a 190.000 euro, sì. Perciò ringraziamo veramente tutte. Io colgo l'occasione, visto che parliamo di soldi, per consegnarti queste buste che sono arrivate al Banco Solidale. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco, grazie. Queste sono le buste che mi sono arrivate, io dovevo assolutamente dartele perché la gente ha piacere di vedere, e io lo dico sempre, dove vanno a finire i propri soldi, e mai come in questo caso posso dire che vanno veramente bene. Cosa è successo nella tua vita? Pensavi mai di trovare e di vedere tanta solidarietà, Erika? No, io ci speravo, ma non l'avrei mai pensato di trovarla, perché al giorno d'oggi ci fa fatica a credere in queste cose, perché ci sono tante anche fregature. Esatto. Però io quando ho iniziato tutto questo ho detto ci voglio mettere oltre al cuore anche la faccia io, e ci voglio mettere anche Giovanni e tutta la mia famiglia. E infatti ad ogni manifestazione, ad ogni evento, in qualsiasi momento noi corriamo perché vogliamo proprio essere presenti anche nella parte organizzativa di tutte queste cose. So che anche ieri a San Zenone è un'altra raccolta importante, avete portato i biscotti. Come vi accoglie la gente? Quando vede già, come fai non vuole bene a questo meraviglioso bambino? Per noi è una cosa emozionante, a volte anche commovente, vedere proprio queste persone sconosciute, perché per noi sono sconosciute, che appunto hanno accolto Giovanni come loro nipotino, loro nipote, loro figlio, anche i bambini. Anche da parte dei bambini c'è una cosa bellissima. Ieri siamo stati ad una partita di calcio, ecco, a Riese. Perché a Gio piace tanto giocare il pallone. Gio, dove hai messo la cartellina della Mirella? Dove hai messo me la vai a prendere per piacere, visto che sei il mio assistente, mi prendi la cartellina, vai a vedere dove l'hai messa la cartellina. E quando vedono, me l'hai già messa qua, ma sei proprio bravissimo. Mirella, non ti sei neanche accorta? Ma bravo il mio assistente, il mio conduttore. E questi bambini che si stringono, perché la sensibilità dei bambini è grande. Il bambino nota che bisogna aiutare e fa sì che anche i genitori facciano questo. Lo hai notato anche tu, Erika? Assolutamente sì. E appunto, come stavo dicendo, ieri siamo stati a questa partita di calcio e tutti i bambini, anche i più grandicelli, prendevano Giovanni, gli facevano fare gol, lo incitavano proprio a giocare. Un bambino mi si è avvicinato, mi ha chiamato da una parte perché si vergognava e mi ha detto: io vorrei donare dal mio salvadanaio 100 euro per Giovanni. Pensa. Io mi sono messa a piangere perché è stata una cosa bellissima. Questi gesti proprio del non cuore. Sono riuscita ad accettarli perché ho detto: fai una cosa, mettili da parte perché un giorno ti serviranno per la patente. Poi questo bambino mi ha raccontato: anche a me manca qualcosa. Mi ha raccontato che qualche anno fa gli è morto il papà. E per me è stata una cosa che mi ha preso proprio al cuore. Allora vediamo il prossimo servizio. Come annunciato, il piccolo Gio è arrivato a Villa Rubelli a San Zenone, dove in occasione della 2 giorni della mostra Donne in Arte sono in vendita i famosi biscotti intitolati al nostro cucciolo di guerriero. Accompagnato da mamma, papà e dall'inseparabile sorellina Miriam, Giovanni è stata la star indiscussa, catturando il cuore di tutti, semplicemente. Un passo in avanti per raccogliere fondi per poter raggiungere la cifra dei 400.000 euro per sostenere l'intervento chirurgico in Florida per far sì che Gio possa correre e giocare come tutti i suoi coetanei. A oggi superata quota 180.000 euro. Tanta la commozione di mamma Erika. Ho trovato una nuova famiglia qua con voi, con tutti quanti, con tutta la zona di Bassano e provincia, ecco. Per quale motivo? Perché ci avete accolto e avete accolto la nostra causa con un calore immenso per noi e non ce l'aspettavamo. È stata veramente una cosa improvvisa e soprattutto inaspettata, però
Io mi sveglio anche la notte pensando ma quante persone ci vogliono bene. I biscotti di Gio sono qui a San Zenone. A quanto siamo arrivati? Quanti biscotti sono stati fatti ad oggi? Ad oggi siamo arrivati a 3 tonnellate di biscotti. Una campagna sostenuta da tutto il nostro gruppo Made Nord-Est, che ha creduto sin da subito in questa causa, coinvolgendo una moltitudine di persone, e l'evento di San Zenone è un'ulteriore conferma. Oggi sono ancora più commosso perché vedo la forza di questa famiglia, veramente qui la parola famiglia prende la sua forma più bella. E faccio veramente i complimenti a questa mamma e a questo papà che stanno mettendo in campo tutte le loro forze. Nel fine settimana della mostra Donne in Arte a Villa Rubelli, tutto il ricavato delle entrate di chi verrà a visitare la mostra verrà devoluto appunto alla causa del piccolo Gio. E c'è una persona su tutte che non vede l'ora che Gio possa correre e giocare, ce lo confida con una dolcezza infinita, quasi sussurrando. Vorrei ringraziarvi perché state aiutando il mio fratellino e prima o poi vorrei vederlo correre in bicicletta con me. Per giocare assieme e fare i matti in bicicletta assieme? Sì, e anche far impazzire la mamma. Facciamo un salutone, vieni qua vicino alla Mirella, vieni vicino alla Mirella, bravo questo Gio. Allora adesso io lo prendo in braccio perché vi faccio vedere cosa sa fare Gio. Gio aveva una chiavetta che si infilava nella macchinetta e uscivano il caffè. Ti piace giocare con la macchinetta del caffè, Gio? Quanto ti piace giocare? Fai un salutone, manda un saluto, ciao! Beh, hai i braccialetti, sapete, ha tanti braccialetti. Guardatelo, ciao, ciao! Ma sei proprio forte, fai vedere i braccialetti quanti ne hai. Fra poco venderà anche i braccialetti, già tutto pasta, riso, quanto bello è. E che vivace! Guardate, adesso va nel suo acquario. Allora, professor Baschirotto, ma adesso mi rivolgo alla sua moglie Anna. Allora Anna, chi più di lei può capire lo strazio di una mamma nel vedere che il figlio non è un bambino come tutti gli altri, ma è un bambino veramente che ha bisogno di aiuto? Secondo lei, perché voi non sapete, ma io lo posso dire perché me l'ha detto, non solo un figlio, ha perso anche una figlia piccolissima, perciò 2 genitori che veramente più di così io non so cosa doveva capitare, ma nonostante tutto si sono rimboccati le maniche e sono andati avanti. Prego Anna. Sì, noi nella nostra esperienza a fianco di nostro figlio e poi a fianco di molte altre famiglie abbiamo visto tanti bimbi, tante sofferenze, abbiamo visto malattie per le quali non c'era assolutamente speranza e che grazie a un nostro progetto, quello a cui ha accennato prima Giuseppe, siamo riusciti a creare una speranza attraverso un progetto di ricerca importante, di cui magari vi parlerà poi Giuseppe. Io direi di partire anche con il servizio, che sono il 30° anniversario di questo importante istituto, l'abbiamo girato a fine novembre del 2018 mi sembra, professore, lo mandiamo che così poi lo commentiamo. 30 anni sono tanti, però sono passati così talmente velocemente che abbiamo in prospettiva altri non soltanto 30 anni ma molti di più per poter concretizzare certe operazioni che ovviamente hanno assolutamente necessità di ammalati rari. Compie 30 anni l'associazione che ha dedicato la propria vita alle malattie rare. Era il lontano 1988 quando Giuseppe ed Anna Baschirotto, un anno dopo la morte del figlio 16enne Mauro, dopo una lunga malattia per una rara e grave forma autoimmunitaria di origine genetica, creavano l'associazione a lui dedicata perché purtroppo oggi, come allora, l'ammalato raro purtroppo si trova in una situazione di abbandono, totale abbandono del sistema sanitario, totale abbandono del sistema sociale. E generalmente è sempre la famiglia che praticamente deve gestire in prima persona praticamente la situazione. 8.000 le malattie rare conosciute, caratterizzate da difficoltà diagnostiche e terapeutiche, a volte insormontabili. In questi anni l'associazione ha dato vita all'Istituto Malattie Rare a Custozza di Longare per la diagnosi, terapia, riabilitazione e ricerca e anche alla realizzazione del progetto strategico di cura della malattia neurodegenerativa dei bambini, la leucodistrofia metacromatica, con la terapia genica, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo visto questa importante, proprio un anniversario grande, 30 anni professore, 30 anni di lotte, 30 anni di prima linea, 30 anni anche delle volte di
urla non sentite, la voce del silenzio, in questo caso non poteva esserci una canzone migliore. Cosa vuole dire a distanza di un anno, professore? Che ovviamente i malati rari purtroppo, come è stato detto e come la famiglia che è presente quest'oggi praticamente dimostra che è la famiglia che deve prendersi cura e carico della situazione anomala portata dai figli per qualche tipo di patologia particolare. Professore, ma queste malattie rare che sono in aumento, ma cosa sta succedendo all'ambiente? C'è qualcosa nell'organismo che non funziona più? Secondo lei cosa è dovuto? Oppure c'erano anche prima e non si conoscevano? La ricerca ha portato a questi risultati? Lei praticamente si è data anche la risposta. Ah, bene. Pertanto sono tutti fattori che influiscono ovviamente sia l'ambiente, sia l'alimentazione, sia la predisposizione genetica e sia anche la tecnologia che dà sempre di più la possibilità di individuazione del tipo di patologia che il portatore malato raro cerca di gestire nella propria esistenza. Allora guardiamo il prossimo servizio. Padova. Buonasera a tutti. La settimana scorsa ho chiuso il mio intervento con una battuta, ho detto arriverà il momento nel quale lo Stato finanzierà la ricerca, finanzierà la scuola e saranno i generali che faranno, come si dice, i banchetti agli angoli delle piazze per vendere le torte e comprarsi i canoni. Io spero vivamente che arrivi questo momento qua. Abbiamo tanti problemi, abbiamo problemi economici, abbiamo problemi la TAV, abbiamo problemi di tutti i tipi. Però abbiamo dei problemi che sono molto più grossi. Abbiamo problemi legati alle malattie rare, sono malattie che colpiscono raramente, ciascuna, però nella somma colpiscono molte persone. Sono malattie che mettono in difficoltà delle persone ad avere una vita normale. Ma la cosa peggiore è che non c'è neanche una cura tante volte ben definita o studiata, perché sono malattie rare e quindi l'industria ovviamente non investe perché poi ha 3 malati per regione, non viene mai fuori con le spese. Lo Stato non investe perché è preoccupato a fare anche le vaccinazioni che tanti non se le fanno, e giustamente perché sono le cose che colpiscono milioni e milioni di persone, però sono tante anche le persone che hanno delle malattie rare. Sono persone che meritano una vita uguale a quella degli altri, non c'è un motivo per cui non la possono avere e secondo me uno Stato si giudica sia da come sono i diritti delle donne e delle minoranze, ma una delle minoranze più importanti sono le persone con malattie rare, hanno diritto di essere curati e di avere un futuro e quindi la ricerca in questo senso va rinforzata, ma rinforzata non di qualcosa, di tanto, di tanto. Si può avere un'aviazione con 2 caccia di meno, per esempio. In questo momento i ricercatori in Italia vengono pagati qualche centinaio di euro, meno del reddito di cittadinanza in certi casi. C'è qualcosa che non va in tutto ciò. Se i soldi delle mie tasse devono andare in aerei, vorrei che prima andassero in cure per chi ha una malattia. Arrivederci. Importante quello che ha detto Leopoldo Bottero, questo punto. Cosa si sente di aggiungere, professore, a quello che ha sentito da Leopoldo Bottero? Mia moglie? A tutti e due, voglio una domanda a tutti e due. Partiamo con lei allora, Anna. Sì, allora certamente condividiamo quello che abbiamo appena sentito, questa bellissima testimonianza del dottor Bottero. C'è bisogno veramente di nuove conoscenze, di produrre nuove conoscenze e per moltissime malattie che ci sono anche in Veneto. Noi abbiamo visto ora questo bellissimo bimbo, per lui c'è una speranza, c'è una grande solidarietà, ma c'è anche una speranza, la speranza per esempio di un intervento chirurgico. C'è una malattia che si chiama adrenoleucodistrofia, che colpisce una famiglia per esempio proprio della zona di Rovigo, dove l'unica speranza, uno dei 2 fratellini è già morto e per l'altro l'unica speranza è costituita da una terapia sperimentale che avviene a Parigi e stiamo lottando contro il tempo perché lui possa avere questa terapia.
Ci sono malattie che colpiscono giovani donne e sono anche un tumore raro oltre che una malattia rara, per la quale non si riesce a trovare dei fondi per capire il meccanismo patogenetico che c'è alla base della malattia. Ce ne sono 7, 8 casi nel Veneto, persone che hanno avuto molti interventi chirurgici, alcune, compresa l'amputazione di un arto e grandissime sofferenze. Noi per questa malattia, per esempio, stiamo portando avanti nel nostro istituto, i nostri ricercatori, un progetto di ricerca proprio per comprendere i meccanismi che provocano la malattia e che creano queste continue ricadute, in collaborazione con il professor Rossi dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Come già avevo avuto occasione di dirle, noi abbiamo cercato finanziamenti ai nostri ricercatori sia in Italia che presso strutture pubbliche e private. I finanziamenti li abbiamo ottenuti dalla Fondazione Americana per la ricerca sulla fibromatosi desmoide aggressiva, che ha creduto nel nostro progetto, nel progetto dei nostri ricercatori, per ben 2 volte ci ha finanziati. Ma servono altri fondi, ecco, che allora, vorremmo trovare anche in Italia. A proposito di fondi, guardate cosa sono riusciti a fare, cosa hanno realizzato e poi lo commentiamo assieme. Andiamo col prossimo servizio. Sognare non costa nulla. Realizzare un sogno invece costa lavoro e sacrificio. Io ho avuto la fortuna di riuscirci nell'arte, nella danza. Così come un gondoliere di Venezia sogna con la sua delicata imbarcazione attraversate impossibili. Sognare, realizzare, dare un senso alle cose che facciamo. Una gondola nera che attraversa la Manica compie un'impresa tanto insidiosa quanto epica. Onde e correnti minacciano lo scafo più antico e simbolico di una città, che da 15 secoli ci fa sognare Venezia. Questa è la larga della gondola che partirà per Dover e tenteremo la traversata della Manica. Io e il mio compagno Lisca speriamo di trovare bel tempo e dedichiamo questa avventura all'Istituto delle Malattie Rare Mauro Baschirotto per Piccolo Pietro. I 2 gondolieri corrono, o meglio vogano, per una missione tutta particolare. Vogliono contribuire a reperire fondi per la terapia genica. Qui siamo a Costozza di Longare, in provincia di Vicenza, dove opera l'Istituto di Genetica della Fondazione Mauro Baschirotto, una fondazione di volontari. Molti i ricercatori al lavoro, sia italiani che stranieri. Le malattie rare sono gravi e invalidanti e a volte rendono veramente la vita impossibile ai malati e alle famiglie. Per avere una diagnosi spesso occorrono 5, 6, 7 anni. La gondola viene caricata sopra un tir tedesco fino a Dover, in Gran Bretagna, dove si tenterà l'impresa. La gondola prende un primo contatto con le acque inglesi. Ecco i preparativi. A Dover si deve passare una prima chiusa. Qui le maree superano anche i 10 metri di altezza. Manca solo la barca d'appoggio. Le autorità costiere britanniche proibiscono l'attraversamento dello stretto a remi senza assistenza.
Ecco la barca d'appoggio, è uno scafo australiano, di passaggio a Dover. Con lo skipper, anche lui volontario, si traccia la rotta migliore, al riparo dalle correnti e dalle navi. Every 15 minutes? Yeah, okay. We can go up and get the binoculars on it, yeah. We'll use the binoculars here. Yeah. In here is very dangerous, Il mare è calmo, onde lunghe. I gondolieri sono costretti ad indossare un giubbotto salvagente, impensabile in laguna. Queste sono onde che causate dalle navi. Il mio compagno Lisca lo vedo bene in perfetta forma. La risacca annuncia che siamo prossimi alla terra di Francia. Ci sono problemi di marea. L'ingresso al porto non è dei più semplici. We're just a routine call to let Calais know that the gondola and escort are okay and just 5 miles to the north. Over. Molte sono le imbarcazioni. Finalmente una nave ci saluta. Siamo a Calais, dove truppe televisive francesi, italiane e inglesi li stanno aspettando. L'impresa è riuscita. E a Venezia suonano le campane. Trasforma anche tu un'impresa impossibile in un piccolo, anche simbolico gesto concreto. Eccolo. Siamo qua in diretta, avete visto il conduttore ha voluto sedersi lui sullo sgabello, abbiamo trovato anche la chiavetta. Professore, commentiamo questo bellissimo servizio, questi importanti fondi raccolti e grazie anche a questi meravigliosi artisti abbiamo visto la mitica Anna Frazzi. Cosa è successo? Beh, grazie a tutti quanto questo impegno meraviglioso, no? I gondolieri in prima linea che si sono dichiarati disponibili e hanno fatto determinate imprese, perché la traversata della Manica in gondola è soltanto una delle tante imprese con la gondola. Cioè l'attraversamento della Manica, no? Una cosa da poco in gondola. È stata la prima volta nella storia che la gondola ha attraversato la Manica. Vuoi scegliere, Giovanni? Vittorio Orio praticamente è il famoso gondoliere noto per queste avventure, ma abbiamo fatto la discesa del Po, abbiamo fatto 1000 chilometri in gondola da Basilea a Amsterdam. Pensate. 16 giorni di voga, quindi una cosa incredibile, e tutte quante queste attività con la gondola hanno dato la possibilità di far parlare del problema di malattie rari nell'area europea.
attraversando il cuore economico dell'Europa. Perfetto. Per esempio sul Danubio, no? Ecco, oppure sul Reno. Quindi ovviamente un ringraziamento importante a quanti hanno collaborato e poi la Fracci che praticamente si è messa a disposizione. Io ricordo che per registrare questi 2 minuti di filmato lei è stata in gondola ben 4 ore a Venezia per la registrazione, quindi una cosa incredibile, meravigliosa. E grazie a loro, questi loro aiuti e messaggi che hanno dato, noi abbiamo raccolto i finanziamenti adatti per sostenere quel progetto di ricerca sulla leucodistrofia metacromatica. Cioè quel progetto, la prima sperimentazione mondiale di cura del sistema nervoso centrale con la terapia genica, è un progetto nostro partito nel 92, ovviamente abbiamo finanziato la struttura idonea a sostenere questo progetto di ricerca, cioè il San Raffaele di Milano, nella persona di Claudio Bordignon, il quale ha ottenuto poi il risultato nel 2013. Quindi tanti anni di finanziamento per ottenere un risultato, però diciamo che è un risultato storico. Ecco, praticamente si è dimostrato che anche nel cervello si può arrivare e curare determinate patologie neurologiche. Erika, sentendo il professore, sentendo sua moglie, quanta speranza, perché loro proprio cercano di dare il massimo della speranza con la ricerca. Questa ricerca che vediamo fa passi da gigante sempre di più e sempre di più permette di aiutare le persone che una volta era impensabile. Quando hai visto anche questi filmati, quanta emozione hai provato? È una cosa grandissima, io è quello che spero anche per la malformazione di mio figlio, che appunto in questo caso è presente in 4 bambini in tutta Italia. Lui è il più vecchio, Giovanni è il più vecchio con questa malformazione e quello che fa male è proprio vedere che non c'è una ricerca su questa malformazione, non c'è nessuno che dica ma mi prendo a carico di capire perché, di capire come si può intervenire senza dover ricorrere per forza all'amputazione, perché si parla di bambini, non si parla di, ma anche se si parlasse di persone anziane, no, io penso che un'amputazione si possa valutare in caso ci sia una malattia che può camminare, può andare oltre. E infatti per questo motivo abbiamo allargato i nostri orizzonti e guardato in America, perché e quella che mi fa proprio rabbia è appunto il non esserci qualcuno che si metta a cercare un qualcosa di alternativo. Sentiamo tuo marito cosa dice, dopo aver visto queste immagini, avendo sentito questi 2 genitori, ripeto che hanno perso non 1 ma 2 figli e nonostante tutto cercano di mettersi in gioco per aiutare gli altri. Cosa vuoi dire, Bruno? Beh, non ci sono parole, giustamente, però insomma... Bisogna sempre andare avanti, vero Bruno? Bisogna sempre sperare, andare avanti e vedere sempre rosa, perché il mondo è rosa. Anna, anche lei, tanta fatica, tante battaglie, tante vinte, tante perse, però si deve sempre andare avanti. Ecco, l'ottimismo deve regnare sovrano. Certamente la speranza e la determinazione nel portare avanti le conoscenze, nell'aiutare chi ha necessità. Adesso io voglio salutare in particolare Alessandra e Giada, insieme a tante altre persone che ci stanno guardando, Vania, Paola, Tiziana, Ariella, tante altre, ma ecco, dico Alessandra perché la piccola Giada ha una malattia congenita che è un nevo melanocitico gigante, che veramente è molto molto invasivo, prende moltissima parte del corpo e pensate minaccia di diventare un melanoma in questi bambini con questo tipo appunto di neoformazione. Per questa malattia serve una terapia, diciamo, chirurgica che in qualche modo rimuova la parte del nevo e ricostruisca una cute, ed è una cosa molto molto complessa. In Italia c'è solamente un chirurgo al Bambino Gesù che fa questo e da poco tempo c'è anche a Vicenza
ma questo medico di Vicenza fra l'altro è andato anche in pensione. Quindi pensate, in tutta Italia solo un centro adesso rimane che si prende cura di questa malattia, per le quali fra l'altro serve anche qua a ricerca, servono fondi, perché forse sarà possibile arrivare a trovare una terapia cellulare che eviti tutti questi interventi chirurgici e risolva finalmente il problema. Ecco, vorremmo che la speranza ci fosse veramente anche per queste rarissime forme. Per Giovanni ci sono 4 bambini in Italia, per Giada, che ce ne sono alcuni di più, ma anche qui sono poche, perché poche o tante sono delle persone, sono dei bambini, sono dei malati e quindi hanno bisogno di cure e si deve guardare a loro, si deve pensare a loro, si deve alleviare le loro sofferenze e si devono portare avanti le conoscenze. Senta, e si deve Anna, fare ricerca. Come mamma, come donna, cosa si sente di chiedere alla politica, oltre ad essersi intrapresa in questa avventura, che è un'avventura importante per tutta la società, non solo per qualcuno, coinvolge tutta la società. Cosa si sente di chiedere, Anna Albarello? Guarda, le cose sarebbero moltissime, ma innanzitutto che ci sia una maggiore attenzione per il sociale, per gli aspetti sociali, per gli aspetti sociosanitari, per la ricerca, che si cerchi di agevolare la ricerca, di agevolare l'assistenza sociale a queste persone, per esempio le terapie riabilitative per bambini con queste patologie invalidanti, con queste forme invalidanti. Ci sono solamente convenzionati pochi cicli riabilitativi all'anno. Queste creature hanno bisogno per esempio di un'assistenza molto più continuativa e invece sono state tagliate le convenzioni a centri veneti che si occupavano proprio di queste forme croniche. Allora ecco, per esempio, indirizzare la politica verso una maggiore attenzione per chi soffre di forme croniche invalidanti, per chi lotta, per chi sta cercando di aiutare queste persone, perché persone come noi, persone come questi genitori, come altre associazioni che poi saranno qui, che sono già qui, ci si sostituisce allo Stato e si portano avanti quei servizi di assistenza, quei servizi di diagnosi e la ricerca di cui dovrebbe essere veramente la collettività a occuparsi. Però noi lo facciamo con il cuore, ma ci vuole un riscontro, ci vuole maggiore attenzione. Parole determinate, Erika, quelle della professoressa Anna Albarello, che fanno capire quanto importante è il sociale, aiutare il sociale, anche per persone che vengono colpite da certe malattie. Cosa senti di aggiungere, Erika? Non c'è tanto che posso aggiungere alle sue parole, perché è vero, noi genitori ci sostituiamo tante volte a chi dovrebbe prendersi a carico di aiutare i nostri figli. Io ho la fortuna che Giovanni fa fisioterapia 2 volte a settimana presso la nostra famiglia di Padova. Una struttura molto importante. Esatto, fortunatamente esatto. Per lui appunto non persiste il problema di non poterla fare. Dimmi, mi sta chiamando Gio, avete visto dove si è messo? Si è messo dentro lo sgabellino della Mirella che è qua. Guardate dove si è messo lui e mi sta chiamando, sì, perché lui con la Mirella va tanto d'accordo oggi. Dimmi amore, cosa vuoi? Vuoi andare a bere il caffè? Fra poco andiamo a berci il caffè. Allora io direi, mamma Erika, una cosa importante però, che la società però risponde. Cioè magari la politica non risponde immediatamente, però la società risponde. Come vede che la famiglia è in difficoltà, la persona è in difficoltà, il bambino è in difficoltà, lui è proprio la prima che si muove, questo mondo del volontariato che si unisce, che fa squadra, dove squadra non si fa mai, invece nei momenti veramente cruciali per aiutare noi riusciamo a fare squadra.
squadra. Io devo ringraziare tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo che si stanno muovendo per il piccolo Giovanni. Tu non hai idea, dopo cosa ti dirò, quante associazioni mi hanno chiamato e stanno cercando di raccogliere fondi, ma persone fidatissime, perciò non ci piove, dove che io posso anche controlleremo assieme a te per cercare di abbreviare questi tempi della raccolta. Cosa vuoi dire a questo mondo del volontariato, a queste associazioni che veramente riescono a fare squadra senza chiedere aiuto a nessuno, si incontrano? Eccomi qua. Con tutto il cuore posso dire grazie. Al di là delle associazioni, proprio ad ogni singola persona che fa parte di queste associazioni, perché senza di loro non avremmo potuto fare niente, non saremmo arrivati dove siamo arrivati. È vero, la strada è ancora lunga, ci manca ancora tanto, però io sono davvero consapevole e sicura che in tempi brevi, grazie a tutte queste persone con un cuore immenso, riusciremo a realizzare il sogno di Giovanni di poter correre appunto con la sua biciclettina. Sì, perché lui deve andare in bicicletta, non mi lascia, vuole la mia mano, vuole alzarsi, vuole che io lo metta dentro, fuori, lui piace giocare con la Mirella, perché la Mirella piace giocare con i bambini e lui l'ha capito. Allora mamma Erika, io direi di finire questa prima parte ringraziando anche questi illustri ospiti, Giuseppe Boscarotto e sua moglie, veramente grazie, io spero di venire da voi, di far vedere ancora questo importante istituto di malattie rare, vedere questi ricercatori come lavorano con questi ragazzi. Ecco, l'ultima domanda che vorrei fare a Anna Albarello è la scuola. Come risponde la scuola a questo indirizzo di studio? Ecco, proprio la scuola è un organismo, è un ente per la quale noi abbiamo creato dei percorsi di sensibilizzazione. Proprio in questo periodo, che in occasione della giornata internazionale delle malattie rare che ricorre il 28 febbraio, le scolaresche ad indirizzo soprattutto scientifico o biologico vengono presso il nostro istituto, le classi degli istituti superiori, soprattutto quarta e quinta, vengono presso il nostro istituto a visitare il laboratorio, a visitare l'istituto, sia per alternanza scuola-lavoro, sia per seguire dei processi di analisi genetica che avvengono presso il nostro laboratorio e per conoscere meglio quelli che sono i progetti di ricerca che si svolgono presso l'istituto. È un importante momento per loro perché vedono concretamente, partecipano concretamente a quegli esperimenti che hanno studiato sui libri e vedo che è molto, dal punto di vista sia umano, sia formativo, sia divulgativo, è molto importante sia per loro soprattutto, ma anche per i nostri ricercatori. Bene, allora noi vi lasciamo anche perché il piccolo Gio ha bisogno di mangiare, abbiamo finito la prima parte, però con quale canzone, Carol, ci lasci come primo tempo? Con New York, New York di Liza Minnelli. E vai Carol! Stars breathing the news I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. My little town
can't sleep. Too fine, I'm killing here. An optimist, dream of a perfect time of the year. My little town blows on melting away. I wanna make a star of it. He knows New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Come on through New York, New York. Bravissima, bravissima Grazie. Caro, non cambiate canale, rimanete con noi.